alleluia, gloria a Dio per i cantici, le testimonianze, le preghiere, ma il piatto principale è la parola di Dio. C'è bisogno anche del conforto, però il piatto principale è la parola di Dio. Possiamo fare a meno di tutti, anche di cantare, ma della parola di Dio raduniamoci sempre, avendo al centro la parola di Dio. Alleluia. Libro di Giosuè nel Vecchio Testamento, leggeremo il capitolo 14 di Giosuè, dal versetto 6 fino alla fine del capitolo, che è il versetto 15. Quindi Giosuè capitolo 14, dal verso 6 in poi fino alla fine del capitolo. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo portare onore alla parola di Dio, anche nella forma, sì, nella forma e nella sostanza, vero? Gloria a Dio. Signore sia lodato. Amen. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal e Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizeo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni, quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni, oggi sono ancora robusto, come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte, del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli Anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizeo, ha avuto Hebron come eredità fino a oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Hebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anachiti, e nel paese cessò la guerra. Amen. Amen. Fin qui la parola del Signore. C'è un concetto che ricorre abbastanza frequentemente in questo passo che abbiamo letto: seguire pienamente il Signore. Alleluia. Ed è questo di cui voglio parlare questa mattina. Tutti noi siamo chiamati a seguire pienamente il Signore, dal primo giorno fino all'ultimo istante della nostra vita. Amen? Perché verrà il momento nel quale ci sarà assegnato non una terra da abitare, sì, la nostra terra promessa è il cielo, ma oltre il cielo per noi c'è un premio. Noi dobbiamo raggiungere questo premio. Amen? Qualcuno si sente già di averlo raggiunto, ma ancora il traguardo è da raggiungere. Abbiamo iniziato, o no?
Abbiamo iniziato a camminare con il Signore, stiamo ancora camminando e sicuramente questo cammino non è facile. Siete d'accordo? Quante difficoltà in questa vita, quante prove, quanti combattimenti, eppure siamo chiamati a seguire pienamente il Signore. Nonostante i combattimenti, le prove, le difficoltà, dobbiamo sempre andare avanti. Amen? Amen. Non dobbiamo lasciarci condizionare dalle cose che sono attorno a noi, che magari possono minacciare la nostra fede. Dobbiamo essere più forti e dobbiamo chiedere forza al Signore giorno dopo giorno per andare avanti. Amen? Gloria a Dio. Abbiamo letto che in questa assegnazione del territorio erano mai entrati nella terra promessa, no? Mosè non c'era più, adesso il leader era diventato Giosuè, e entrando nella terra promessa le 12 tribù di Israele, ognuna voleva la propria terra, no? Posto dove abitare, dove risiedere per le successive poi generazioni. Ma ci fu un uomo, Caleb, che in modo particolare si fece avanti. Questo Caleb era un uomo valoroso, un uomo che si è saputo mantenere negli anni sempre forte e valoroso, come era anche giovane in passato. Adesso aveva raggiunto 85 anni ed erano passati 40 anni, 45 anni dal momento che Mosè gli fece una promessa. Quella promessa non è stata da lui dimenticata, l'ha sempre ritenuta dentro di sé e lo ha, come dire, motivato ad andare avanti. Verrà il momento che quella promessa sarà mia. E passarono gli anni, passarono i mesi, gli anni, così via. Dopo 45 anni finalmente giunti, Giosuè era lì come leader a spartire il territorio. Un attimo, Giosuè, sai chi sono io? Sono Caleb. Io ho seguito pienamente il Signore e Mosè mi ha fatto una promessa. Ti ricordi quando hanno mandato i 12 esploratori? Appena giunti vicino alla terra promessa, Mosè mandò 12 esploratori per vedere, no? E per farsi relazionare quello che si trovava in questa terra, quali difficoltà, quali nemici. Fra i 12 c'era Caleb e Giosuè. E tutti tornarono dopo l'esplorazione e 10 furono così pessimisti che se Mosè doveva ascoltare quei 10 si sarebbe anche lui scoraggiato, no? Invece parlarono poi Giosuè e Caleb e dissero sì, un attimino, è vero che ci sono gli Anachiti, giganti, ci sono i giganti che abitavano quelle terre, città fortificate, inespugnabili. Noi non abbiamo un esercito, non abbiamo neanche spade, abbiamo lance, forse bastoni, non so. Non siamo in grado di combattere. Però se Dio ci ha promesso quella terra sarà nostra. La loro relazione fu diversa dagli altri. Gli altri 10 scoraggiarono, mentre loro incoraggiarono, no? Fece una relazione sincera, vera, e condizionata anche dalla fede in Dio, in virtù di quella promessa che Dio aveva fatto. Gloria a Dio. Quindi passarono gli anni, 40 anni di girovagarono prima di entrare nella terra promessa, poi giunti là, altri 5 anni combattimenti vari, questo era il momento della spartizione. E Caleb può reclamare quanto gli era stato promesso. Un attimo, dammi quel monte. Io ho 85 anni, però Dio mi ha mantenuto sempre in forza. Sono forte e robusto come quando avevo 40 anni. Amen. Dobbiamo mantenerci negli anni. Come?
dobbiamo mangiare bene. Spiritualmente parlando. Grazie a Dio mangiamo tutti bene. Ma spiritualmente parlando dobbiamo mangiare bene. Dobbiamo attingere il cibo dalla parola di Dio. Amen? Dobbiamo cibarci di questa parola. E poi una cosa importante è tenersi in allenamento. È vero? Non c'è scritto nella Bibbia se Carlo aveva fatto attività fisica, non lo so. Si è saputo mantenere, grazie all'aiuto di Dio. I suoi 85 anni non gli pesavano, era pronto a combattere, a conquistare quanto gli era stato promesso. E non chiede qualcosa di facile, non chiede una pianura, ma io voglio quello che mi è stato promesso. Io ho calcato quelle montagne, quello che il tuo piede calcherà ti sarà dato. Questa era la promessa. Io sono andato in montagna a vedere dall'alto tutto il territorio, io voglio quella montagna. Amen? Alleluia, gloria al Signore. Io sono forte, sono ancora in grado di combattere. Il credente si deve tenere sempre pronto al combattimento, c'è sempre da combattere. Alleluia. E anche se passano gli anni possiamo essere sempre vigorosi e forti nello spirito. Amen. Alleluia. Ma soprattutto quando si ha la consapevolezza di aver seguito pienamente il Signore, si ha una forza anche per presentarsi davanti a Dio, non davanti a Giosuè, ma davanti a Dio, e dire: Signore, io voglio il cielo. Amen. Il cielo è per me. Amen. Alleluia. Nonostante passano gli anni, invece di indebolirci, dovremmo essere sempre più forti. Gloria a Dio. Amen. E fratelli, io vi dico, nella mia esperienza, che grazie a Dio ho conosciuto tanti fratelli anziani che hanno servito il Signore tanti anni e nel momento del riposo non si sono tirati indietro, ma tutto quello che gli era dato da fare continuavano a fare. Certamente non si può fare il pastore fino a 90 anni, a 100 anni, ma arriverà il momento che uno anche ha bisogno del riposo, vero? Però mai quei fratelli che ho conosciuto, grazie a Dio, si sono messi da parte e hanno detto: non ce la faccio più, ormai sono vecchio. Anzi, che c'è da fare, fratelli? Facciamo, sono qui, dobbiamo evangelizzare, dai, andiamo, muoviamoci. Amen? Perché quella chiamata ricevuta non cessa mai. La chiamata al servizio non può cessare, non è qualcosa che riguarda solo i pastori, ma riguarda ognuno di noi. Ognuno di noi è chiamato a servire il Signore, ed è chiamato a servire il Signore pienamente, a seguirlo pienamente. Amen? Alleluia. Questa terra era il premio di ognuno, ogni tribù aveva questo premio perché aveva seguito il Signore, aveva seguito Mosè, aveva lasciato l'Egitto, e poi sappiamo che Israele ha conquistato la terra promessa. Ma nel Nuovo Testamento si parla di un altro premio. Avete mai letto la corona? Quando si parla della corona, questo è il premio per chi un giorno comparirà davanti a Dio. La corona della vita, ci sarà data la corona della vita. Qualcuno la chiama anche nel Nuovo Testamento la corona della giustizia, ma sempre di corona si tratta. È un po' raffigura anche un po' l'atleta, no? Ai tempi dell'Apostolo Paolo, l'atleta che si presentava ai giochi, e poi quando vincevano gli davano una medaglia, gli davano una corona, non era di alloro, una corona fatta di aghi di pino, ma era anche scomoda da tenere in testa, proprio era il premio, il simbolo che qualcuno ha partecipato e poi giunto alla fine e ha vinto. Giustamente per vincere occorreva che cosa? Una preparazione, un impegno, una determinazione,
un allenamento. Gloria al Signore. E anche noi siamo chiamati ad allenarci spiritualmente parlando. E l'allenamento a volte, sapete cos'è? La sopportazione anche della prova. Vi leggo alcuni versi, magari se non avete tempo di trovarli insieme nella parola di Dio ve li leggo, poi se volete prendete l'appunto dove è scritto. Per esempio in Giacomo capitolo 1 versetto 12 è scritto così: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Amen? Amen. Vedete? In Apocalisse capitolo 3 versetto 11 la rivelazione. Apocalisse vuol dire rivelazione, no? Una rivelazione che Dio ha dato a Giovanni, parlando per lo Spirito a Giovanni, dice: io vengo presto. Gesù che parla: io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Amen. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Dobbiamo tenere fermamente quello che già abbiamo, è un anticipo quello che abbiamo. Dobbiamo tenerlo fermamente, non dobbiamo perderlo, perché si può perdere. Ne abbiamo conosciuti, no? I credenti che hanno iniziato e poi si sono lasciati andare. Il peccato è prevalso, sono persi. Conseguenza: famiglie distrutte, anime perse, figli allo sbando, famiglie distrutte. Questa è la conseguenza. Ma chi invece ha ritenuto fermo quello che ha ricevuto da parte di Dio, lo abbiamo visto, lo vediamo anche ai nostri occhi, vere famiglie benedette, giovani salvati. Amen. Famiglie ferventi nel Signore, nell'opera del Signore. Alleluia. Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 5, l'Apostolo Paolo scrive così: allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Anche qui c'è un accostamento tra l'atleta e chi serve il Signore. L'atleta è allenato, noi ci stiamo allenando, vero? Amen? Ogni giorno è una lezione, ogni prova è una lezione, ogni combattimento è una lezione. Stiamo imparando. Gloria al Signore. Ci sono le regole, bisogna attenersi alle regole. Non possiamo fare di testa nostra, ma ci sono delle regole. Dio ci dà delle regole e la regola per eccellenza è la sua parola. Se usciamo dalla parola di Dio, fuori dalla parola di Dio, non sono le regole stabilite da Dio. Amen? E allora ci possiamo anche allenare, sì, ma non è un allenamento che ti porterà poi a finire la gara. Dobbiamo rispettare le regole. Gloria al Signore. Prima Corinzi capitolo 9 versetti 25 a 27 l'Apostolo Paolo scrive così: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Che vuol dire temperato in ogni cosa? L'atleta non può mangiare tutto quello che gli capita, deve mangiare del cibo sano. Amen? Ci sono i nutrizionisti che all'atleta, ogni società, almeno nel calcio qualcosa la so perché ci ho giocato un pochettino, ma devi mangiare questo all'orario. Quando si giocava alle 14:30 si mangiava alle 11, 11:30 per avere il tempo poi di smaltire quello che avevi mangiato. Si mangiava leggero, ma un cibo importante, pieno di nutrimento. Amen. Gloria al Signore. Questa è la parola di Dio. È un
cibo pieno di nutrimento. A volte può essere semplice, ma è pieno di nutrimento. Quella semplicità racchiude nutrimento per l'anima nostra. Amen? Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Mica puoi bere vino, Coca-Cola, acqua, non gassata, acqua liscia. Altrimenti poi giochi male, ti pesa la pancia, ti senti pesante, non è ancora smaltito, invece bisogna seguire le indicazioni. Amen. E quelli che fanno per ricevere allora, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Vedete, l'impegno dell'atleta lo fa per che cosa? Perché poi vince la medaglia, gli danno la corona, che è qualcosa di corruttibile, no? Non durerà in eterno. Prima o poi, come la tocchi, ma noi avremo una corona incorruttibile. Amen? Qualcosa che dura in eterno, che vale. Io quindi, dice l'Apostolo Paolo, io corro così, non in modo incerto, non mi impegno nell'Evangelo per qualcosa a cui non credo, non sono certo neanche che ci sia. Io mi impegno, soffro, mi faccio avanti perché so in che ho creduto. Amen. Quindi io corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato. Sì, fratello, a volte la vita cristiana è una lotta continua, è come un pugile, devi dare pugni per poter vincere. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Avete visto un pugile quando si allena, a volte se non colpisci quella palla, no? Fai l'aria. Cosa hai colpito? Niente. Cosa vuol dire questo? Che il nostro servizio deve produrre qualcosa, non deve essere un servizio inutile. Amen. Ma un servizio fatto fedelmente al Signore produce sempre qualcosa di buono. Facciamo 100. Non è che falliamo il bersaglio, facciamo 100. Se siamo nella volontà di Dio e il nostro operare, il nostro impegno è guidato dalla mano del Signore. Quindi lotto al pugilato non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Lui padroneggiava se stesso. Il corpo brama alcune cose che sono non positive per lui. Chissà perché le cose che fanno male piacciono sempre. E dice l'Apostolo Paolo, io tratto duramente il mio corpo, e no, ed è no, non devi prenderlo. Amen. Rende l'idea l'Apostolo Paolo, sono riuscito a trasmettervi. Dobbiamo padroneggiare noi stessi. Dobbiamo essere capaci di controllarci in ogni cosa. Amen. Non possiamo perdere il controllo. Dobbiamo conoscere i limiti e saper muoverci entro quei limiti. Tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. È una cosa bruttissima, e credo che è qualcosa che pesi soprattutto a noi pastori. Predica agli altri, predichi bene, hai predicato bene, cose giuste hai predicato, ma poi tu sei venuto meno in quelle cose che hai predicato. E c'è questo timore. E l'Apostolo Paolo dice: non deve avvenire che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato alla gara. Amen? Gloria al Signore. Ora, consapevole che il suo percorso di vita stava quasi per terminare, l'Apostolo Paolo scrive ancora a Timoteo così, seconda Timoteo capitolo 4 versetto 8:
ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Leggendo anche i versi precedenti, l'Apostolo Paolo sa che sta per morire, il Signore lo sta per chiamare. Dice ormai, come dire, sto tagliando il traguardo, no? Mi è riservata la corona della giustizia che il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen? Quindi il premio non è solo riservato a uno in modo particolare, per tutti noi. Amen? A quanti amano la sua apparizione. E Cristo è apparso nella mia vita così come è apparso nella tua vita. Amen? Alleluia! Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E un giorno anche tu ed io possiamo dire: ho combattuto, ho servito il Signore fedelmente, ho seguito pienamente il Signore, il mio Dio. E sono sicuro che il Signore ha preparato un posto per me, per la mia eternità. Alleluia, sono sicuro che il Signore mi premierà. Non saremo premiati dagli uomini, ma il premio meraviglioso che riceveremo è quello che ci darà il giusto giudice. Sapete, gli uomini perché ti innalzano? Perché poi ti buttano giù. Prima sei un bravo pastore e poi non sei un bravo pastore. Prima sei bravo e poi non sei più bravo. Prima ti amano e poi, non voglio dire ti odiano, ma siamo qua lì vicino. E allora il premio dobbiamo cercarlo dagli uomini. Io ho fedelmente servito il Signore, ho predicato la parola di Dio, non ho aggiunto nulla, non ho tolto nulla. Quello che era la parola di Dio l'ho data, quello che ho ricevuto ho anche dato. Devo continuare così fino alla fine, servire il Signore anche meglio. Non posso accontentarmi e dire sono stato bravo finora. Meglio studiarmi sempre di più come meglio servire il Signore, perché quello che si perderà è l'eternità, quello che si guadagnerà è l'eternità. Io voglio l'eternità. Amen. Vogliamo la vita eterna in Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore, fratelli e sorelle. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a Gesù. Benedetto il tuo santo nome, Signore.